La mia mozione non ha nulla di politico, è esclusivamente tecnico-idraulica e riparte da un dettagliato documento tecnico firmato da 4 illustrissimi professori universitari esperti di ingegneria idraulica, da me esplicitamente citati. Detto questo, credo che un amministratore pubblico abbia certamente tra le sue responsabilità primarie la sicurezza delle persone, come ben scritto nella mia mozione, ma altrettanta responsabilità nella gestione delle risorse, che altro non sono che i soldi dei cittadini. Siccome nel decreto del commissario straordinario è scritto nero su bianco che l'opera prevede un impegno di spesa pari a 250 milioni di euro, credo sia quantomeno ragionevole, visti i dubbi tecnici sull'efficacia dell'opera stessa, e sottolineo tecnici e non certo sollevati dalla politica, chiedere un tavolo tecnico di confronto tra esperti in materia.